Sono 8 le persone arrestate dai carabinieri di Agrigento nell'ambito di un'inchiesta su una presunta associazione a delinquere finalizzata a truffe in danno dell'INAIL e dell'INPS. L'accusa è di aver indotto i due enti ad erogare indennizi per inesistenti infortuni sul lavoro e illecite indennità di disoccupazione. Nell'operazione denominata Demetra, 8 sono stati gli arresti eseguiti, di questi 4 ai domiciliari emessi dal GIP Ottavio Mosti su richiesta dei PM Andrea Maggioni e Matteo Delfini. Tra gli arrestati Giuseppe Terrazzino, già consigliere provinciale di Raffadali, che è indicato dagli inquirenti come il capo dell'organizzazione. A seguire anche 2 medici, Salvatore Conti dell'INAIL e Salvatore Russo, radiologo di Aragona, che provvedeva a eseguire i falsi esami radiologici. Poi l'organizzazione si avvaleva di un consulente del lavoro che sistemava formalmente le pratiche, Giorgio Lopressi di Porto Empedocle. L'organizzazione aveva anche dei procacciatori che trovavano i clienti per fargli ottenere le false attestazioni in cambio di una parcella media di 500 euro. E sono Salvatore Borsellino, Daniele Moscato, Luca Di Stefano, Giuseppe Cangarrossa. Anche delle aziende sono state coinvolte nell'operazione. Le persone indagate sono a oggi 87. Questa misura cautelare, i fatti che sottendono questa misura cautelare riguardano un'attività completamente falsa, a partire dalla creazione di false imprese, a partire dalle false assunzioni di lavoratori in questa azienda, a continuare con i falsi infortuni da parte dei soggetti di questa azienda, a partire dai falsi certificati medici redatti da un sanitario di Aragona e poi dalle false attestazioni eseguite da un medico dell'INAIL. Questo per quanto riguarda il falso attinente agli infortuni. Poi c'è un falso che, partendo dagli stessi presupposti, culmina con i falsi licenziamenti e le false erogazioni da parte dell'INPS degli ammortizzatori sociali, cioè delle indennità di disoccupazione. Una vera organizzazione dove c'era un capo, 2 medici e addirittura anche 4 reclutatori. Non c'è dubbio, è un'organizzazione criminale a tutti gli effetti, perché così è stata configurata giuridicamente, all'interno della quale tutti avevano un ruolo, dal promotore di questa organizzazione criminale ai medici che erano disponibili ad attestare, a certificare falsamente l'esistenza di infortuni, a in qualche misura promotori o comunque persone che seguivano l'iter di queste pratiche affinché incontrassero meno ostacoli possibili. L'indagine è chiusa o ci sono ancora dei risvolti, qualcosa che ancora si può scoprire? Diciamo che ogni indagine poi in realtà ne contiene magari tante altre. In questo caso credo che possa e si debba continuare, perché ci sono ulteriori spunti per poter approfondire argomenti che magari in questo momento non c'è stata l'occasione di approfondire, e con ovviamente sotto la direzione e col coordinamento della Procura credo che saranno spunti che meriteranno un approfondimento, quindi particolarmente interessanti.